Buongiorno a tutti cari amici, in passato nel canale abbiamo visto delle partite di Napoleone, ma mi ero dimenticato di farvi vedere un grandissimo finale vinto da Napoleone con gli alfieri di colore contrario. Vediamo questo bellissimo esempio di tecnica del generale Bonaparte. Questa partita è stata giocata nel castello di Poznan in Polonia. Non si sa come siamo arrivati a questa posizione né chi era esattamente l'avversario, che è sconosciuto. Diciamo che si sa come Napoleone ha potuto vincere questa partita. Allora, Napoleone ha il re molto attivo, cosa che in finale è positiva. Ci sono gli alfieri di colore contrario. La presenza degli alfieri di colore contrario permette che l'attacco sia più forte. Perché per esempio il nero è più debole sulle case nere e il nero ha vari pedoni, il pedone F5, il pedone A5, il pedone A3 e potrebbe promuovere. Noi possiamo promuovere il pedone C, la posizione è molto a doppio taglio ed ecco che avanti tutta il bianco deve spingere il proprio pedone se vuole vincere. C6, peccato che il nero promuoverà per primo il suo pedone anche con scacco A2. Ora, se il bianco giocasse C7, se Napoleone giocasse C7 perderebbe per A1 donna e poi la donna, libera di muoversi ovunque, potrebbe frenare il pedone C. Ma Napoleone gioca re F6, 2 punti esclamativi. Dopo re F6, 2 punti esclamativi, al nero non resta che promuovere e a questo punto alfiere E5 si crea una batteria, si para lo scacco e si crea un attacco a raggi X contro il re nero. La prima cosa che voglio far vedere è che se la donna muove una casella qualsiasi, per esempio il C1, il bianco, il re nero è debole sulle case nere, quindi si attaccano le case bianche con re F7 e qua si dà matto. Il re nero non può muoversi, non può accedere a G8 né a G7. Scacco matto. Non può andare nemmeno in H7 perché c'è il suo povero alfiere. Quindi il nero potrebbe dire ok, sacrifico la donna e poi dopo non mi dà più matto. Peccato che il pedone C7 vince. Allora, i pedoni del nero sono molto più lontani alla promozione. Una volta che il pedone va a promozione si vince, si farà man bassa dei pedoni avversari o si gioca direttamente per dare matto al re nero sulle case scure. Si può notare che in questa posizione l'alfiere del nero non può manovrare per raggiungere C8, perché su alfiere G8 o C7 il re bianco controlla la casella E6. Lo stesso per F4, C7, alfiere F5. Qua si giocherebbe re per F5. Il re nero, parimenti, non può entrare nel quadrato perché il nero è molto fuori nel quadrato. È la strategia militare di Bonaparte molto forte anche a scacchi. A questo punto il nero gioca donna A2, perché? Perché vuole evitare che il re bianco si porti in F7 dando matto, ma ahimè il bianco ha due obiettivi, gioca su due fronti. Buon generale, come un buon scacchista, sa che deve giocare su due fronti per vincere. C7, si minaccia di andare a donna. Se si va a donna il bianco vince la partita, per esempio in caso di non so, A4, donna, e scacco e si vince su alfiere G8, re G6, scacco di scoperta con matto, su donna G8, re da qualche parte, scacco di scoperta con matto perché la donna è inchiodata. Quindi il nero ha giocato donna C4 per parare per così dire la promozione e a questo punto Napoleone nel 1800 conosce il concetto della deviazione del difensore. La donna bianca è sovraccarica, quindi deviazione pezzo sovraccarico. La donna deve impedire Rf7 matto, deve impedire la promozione. Pertanto C8 donna, sacrificando la donna bianca. Ora si obbliga il nero a giocare donna per C8 perché altrimenti è comunque matto. Scacco matto, scacco matto. E su donna per C8 con quest'ultima deviazione la partita termina con re F7, scacco matto. Un matto spettacolare, il re nero è limitato, quindi un'ottima strategia di Bonaparte, bellissima partita. Ovviamente consiglio a tutti gli ascoltatori di andare a rivedere, per chi se li è dimenticati o per chi non li ha ancora visti, gli altri video su Napoleone Bonaparte nel canale, che ci sono altre partite interessanti e raccomando di
di seguire sempre il canale per altri video, altre novità magari un pochino più recenti, no? Un pochino più odierne rispetto a queste partite giocate 200 anni fa. Alla prossima amici, ci vediamo presto con altri video!